Nella quotidiana ressa per prendere il pullman per tornare a casa dopo scuola lungo la tratta Este-Agna, la gamba di Julie, una ragazza di 17 anni, è rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo. Sangue, urla e panico, tutto nel giro di pochi istanti. Ora la studentessa si trova all'ospedale di Schiavonia. È una situazione perché mia figlia ha il tallone a pezzi, lo devono ricostruire e forse fra 15 giorni ha 6 fratture, ha il tendine del pollice che non si sa se devono farle una plastica, ha molto dolore. Adesso stanno sperando anche della circolazione del sangue, che la circolazione del sangue sia abbastanza ottimale perché con lo schiacciamento che la ruota è rimasta ferma lì, le arterie dall'attacco che hanno fatto si erano un po' opacizzate. Una disavventura che si poteva evitare, come ci racconta mamma Erika, ancora sotto shock per quanto successo alla figlia. È da anni che si va avanti a fare richieste di magari un altro autobus o io ho detto anche di mettere delle transenne perché mi ha chiamato anche il sindaco del mio paese per, per chiedermi lei signora cosa direbbe. Io nella mia ignoranza e adesso sono un po' anche agitata, per quello che è successo a mia figlia, non so, delle transenne, fare una piccola corsia dove i ragazzi possano entrare e comunque sti ragazzi si ammassano così anche perché hanno paura di perdere l'autobus. Loro dopo tante ore di scuola vogliono solo andare a casa e sanno che c'è un autobus solo che va da Este dritto, tipo al mio paese che è Agna, e quando a volte è pieno l'autista chiude le porte e li lasciano a piedi.